Amici di Bella Sicilia, preparatevi le forti emozioni, quelle vissute stasera. In Tevaneddi Riturturisce per questo grande evento che abbiamo avuto l'onore di raccontarvi. E vi riproponiamo i momenti più belli, quelli emozionanti, i momenti che resteranno davvero per tanti giorni sulla vostra mente. Baleneranno i ricordi più belli di un borgo che sembra parlare, comunicare a tutti quanta storia c'è dietro e quanto sentimento è stato messo in campo per organizzare ciò che vi mostriamo tra qualche secondo. Sebastiano Calbato, presidente dell'Associazione Giovani Oricensi, l'organizzatrice di questo evento, Tevaneddi Riturturisce Arte. Sono Rosina Paterniti, vicepresidente dell'Associazione Giovani Oricensi. Sono Andrea Vitanza, presidente dell'USD Tortorici, che è la squadra di calcio locale. Il percorso già inizia, come vedete ci sono le prime esposizioni. Sono i vicoli, come appunto da noi si chiamano vanedde, è il termine che identifica anche la nostra manifestazione. Le vanedde sono appunto i piccoli vicoli che accompagnano questo cammino, questo itinerario all'interno del centro storico fino ad arrivare alla chiesa madre. E adesso, come appunto la prima tappa, è questa bellissima chiesa sconsacrata dove ci sono le statue del Gaggini. Ed eccoci davanti alla chiesa Maria Santissima Annunziata, Badia, del XVIII secolo. Un ex convento, è una chiesa adesso sconsacrata, era un convento di monache clarisse che adesso è sconsacrata, non viene più utilizzata. Adesso possiamo entrare a ammirare le statue del Gaggini che risiedono già qua dentro. Questo grande viaggio già si preannuncia davvero coinvolgente, interessantissimo. Marchiamo la porta d'ingresso della chiesa Maria Santissima Annunziata, tra musica ed emozioni. Eccola qua, questa è la chiesa dell'Abbadia. Questa è la chiesa dell'Abbadia, alcuni quadri esposti di artisti, e quelle sono le statue del Gaggini. Scuola Gaggini, sono sempre esposte qui, si possono sempre visitare, è sempre possibile chiedere una visita e poter visitare queste magnifiche statue. E poi non mancheranno anche momenti di dolci, enogastronomia, prodotti tipici. Poi davanti a noi cosa abbiamo? Sì, allora qui davanti abbiamo un banchetto dei nostri dolci, è la pasta reale. Buonasera. Dolce alle nocciole, pasta reale, pasta di biscotti alle mandorle, questi sono fatti tutti qua. Questo è il nostro dolce tipico, la pasta reale. Questo lo fanno solo qua, è un impasto di nocciole con lo zucchero. State creati in questo convento? Sì, si dice che le clarisse abbiano creato, comunque sicuramente hanno creato queste magnifiche prelibatezze. Sono la pasta reale, appunto, che è un impasto di nocciole e zucchero. Acqua, zucchero e nocciole. Grazie, il tuo nome? Emanuele. Grazie Emanuele. Siamo con la via Morabito, qui più avanti troveremo delle installazioni artistiche di Carmelo Armelli e Stefania Russo e troveremo proprio la terra, quindi vi portiamo a questo viaggio. I vicoli di Tortorici rappresentano il cuore pulsante di quello che è la nostra cittadina. Ovviamente per cercare di organizzare tutto l'evento era fondamentale trovare una grossa mano d'aiuto. Non abbiamo avuto difficoltà a cercare e a trovare questa cosa che comunque ci era indispensabile per la riuscita dell'evento, e siamo riusciti comunque a organizzare qualcosa di importante grazie all'aiuto di tutti i ragazzi che fanno parte dell'associazione
non solo quella dei Giovani Uricensi, che comunque è l'associazione organizzatrice e l'associazione che rappresenta il reale cuore, che è quello degli Oricensi, ma anche grazie all'aiuto di altre associazioni come quella che rappresento, che è della scuola di calcio, con dei ragazzi che hanno dato una mano d'aiuto per la realizzazione dell'evento. Ecco, qua stiamo entrando E quante emozioni! nella terra. La via della terra. La via della terra. Prego, allora Quest'anno- fate strada. Quest'anno le installazioni sono state curate da Stefania Russo e Carmela Armeli, due artisti locali. Hanno avuto loro l'idea e abbiamo, dopo questi anni di stop, abbiamo voluto dedicare tutta la manifestazione alla Sicilia. Quindi siamo partiti appunto con i pupi siciliani fino a dare un'idea di Sicilia all'interno delle nostre vanette con i 4 elementi. Questo è il primo, la terra, macchia mediterranea, la felce, da noi siamo pieni. Questa è dedicata alla terra, un tunnel di felci, grazie a Stefania Russo, Carmela Armeni dalla loro idea e grazie a tutti i ragazzi dell'associazione che l'hanno realizzata come l'avevano pensata loro. Poi, continuando avanti, Continuiamo questa piacevolissima passeggiata in tema Neddi di Tortorici. continuando lungo il percorso, arriviamo in un'altra installazione. Stavolta si vede meglio, comincia da qua ed è dedicata al mare. L'installazione è dedicata al mare, guardate, il mare a Tortorici per questa grande iniziativa, per questo grande evento. Eccola qua, l'installazione è dedicata al mare. Hanno pensato la spiaggia, le nasse, le reti da pesca e diciamo è il cuore della Sicilia. La Sicilia è in mezzo al mare, la Sicilia che ha un'attività di pesca intensa e hanno voluto portarla qui come il secondo elemento che compone la nostra Sicilia, quindi l'acqua, il mare. E restiamo a bocca aperta per quello che siete riusciti a creare. Avete creato le emozioni che avete provato, siete riusciti a trasmetterle. Questo forse è Sì, la soddisfazione più grande. Questo era l'intento sicuramente che volevamo. Si sente anche il rumore del mare. Se stiamo in silenzio, La pelle d'oca viene, i brividi per... si sente anche il rumore del mare. Hanno pensato a tutto e adesso, finito il mare, non può mancare un rudere di un veliero. Quindi dopo il mare, ancora in questa via dedicata al mare, questa parete di una vanedda in mezzo alla montagna è diventata per una sera, per una notte, un rudere di un veliero. È questo che loro hanno voluto far trasmettere. 2 vele, le corde, il veliero. Quindi vele, questa parete è infatti. diventata un rudere con le reti, le assi. Penso che ci sono riusciti, penso che Come no, hanno centrato in pieno quello che volevano. E qui guardate i colori. È un'altra installazione, esposizione. Questa è un'altra esposizione, artigiani locali. Questi sono Buonasera. di qua. Questi sono proprio oricensi. Davvero bellissime. Ed il viaggio continua qui a Tortorici, insieme a tutti gli amici di Onda TV della pagina di Bella Sicilia. Passiamo da una piccola chiesa, Maria Ausiliatrice, piccolissima, antichissima anche questa, non viene più celebrato ovviamente, capirete, è molto piccola, però fa parte del nostro percorso. Qui c'è un'altra artigiana. Buonasera a Come si tutti. capisce, è un'artigiana dei capelli, è una parrucchiera, anche questa è Oricense, quindi parliamo sempre. Buonasera, il suo nome? Sonia, Salve. salve. Un saluto a tutti gli amici di Bella Sicilia e Onda TV che ci stanno guardando in questa piacevolissima passeggiata in tema Neddi di Tortorici. Hanno ricreato questo angolo e qui abbiamo la piccola chiesa Santa Maria Ausiliatrice del XVI secolo, è piccola, poi dentro è stata restaurata, adesso sicuramente verrà di nuovo
restaurata, eccola là, quella è la piccola statua di una delle auxiliatrici sulla destra. Davvero restiamo senza parole per quello che state trasmettendo a tutti gli amici di Bella Sicilia in questo nuovo video qui da Tortorici. Sembra di vivere una favola. Ovviamente non potevamo scegliere scenario migliore che i vicoli del nostro paese che rappresentano la reale nostra indole e appartenenza al territorio. Ciao. Ciao. Ed il viaggio continua, signora, cosa ne pensate? Grazie, bellissimo. Bellissimo. Bellissimo, siamo stati bravissimi. Grazie ed i complimenti naturalmente spontanei. E come si vede, dico, è una notte come ci piace chiamarla a noi, in cui il centro storico diventa festa, rivive, anche se ci sta molta gente, però molte case ormai sono chiuse, però in questa notte noi lo facciamo rivivere. Lo facciamo rivivere con queste esposizioni, queste installazioni, questo percorso all'interno del nostro borgo antico. Abbiamo un altro artigiano oricense, questa è una pratica che si fa qua sui panari. Eccolo. Ed ecco i panari siciliani, percorrendo i vicoli. Lui è l'artigiano. Buonasera, buonasera, il suo nome? Carmelo Basile, E qua le sue opere, frutto di tanta passione soprattutto. e di esperienza. Questa è un'altra tradizione come Carmelo, altri prima di lui hanno portato avanti, è quella dei panari, che da noi ci sono stati tanti mastri dei panari, hanno sempre intrecciato questi vimini per poter fare questi panari, queste ceste, sono state sempre al centro del nostro artigianato oricense. Congiungono in un'unica strada che porta alla chiesa madre, che è quella di Santa Maria Assunta. E tra poco ci arriveremo anche noi. Se tutti Restate i con vicoli. noi fino alla fine del video, arriveremo dinanzi alla chiesa e tracceremo il bilancio, la sintesi di ciò che abbiamo vissuto attraverso le parole anche di coloro che incontreremo in maniera spontanea durante il tragitto. Adesso siamo nel punto importante. Buonasera a tutti, buonasera. Eccola là, l'opera d'arte. Nel cuore del centro storico abbiamo la notte stellata di Van Gogh. Prende vita Stefania Russo e Carmela Armeni. Buonasera a tutti ragazzi, buonasera ragazze. Sempre ragazzo locale artistico, liceo artistico di Un Capodorlando. saluto, salutate tutti gli amici di Onda TV e Bella Sicilia. Ed Ed ecco, eccoli là, sono loro i maghi. di cui parlavamo. I maghi sono loro. Ragazzi, buonasera. Possiamo farvi tanti complimenti. Grazie. Complimenti. Buonasera da Onda TV e Bella Sicilia. Salve, Ma cosa rappresenta questo momento per voi? è veramente un momento molto bello perché comunque ci riunisce tutti e rappresenta proprio, diciamo, un punto cardine dell'estate, soprattutto perché ci siamo fermati per più di 3 annetti e quest'anno siamo stati veramente moltissimi e è stato veramente molto bello. Come lo state dividendo? Stiamo utilizzando dei colori, semplicemente degli acrilici a base d'acqua su 2 ragazzi che si stanno prestando. Stiamo cercando comunque di integrarli anche all'interno dell'opera stessa, infatti lì troviamo la notte stellata di Van Gogh e lì abbiamo cercato di rappresentare comunque il paese, infatti troviamo il Monte San Pietro e il campanile della chiesa di Santa Maria. Complimenti, buon proseguimento, grazie. Grazie a voi. Non pensavamo di vivere tutto questo bagno di emozioni. Ma il valore aggiunto per la realizzazione di questa manifestazione è sicuramente la collaborazione dalla parte di tutti, che è il motore trainante della riuscita dell'evento,
infatti vediamo per esempio i ragazzi in totale volontariato mettono a disposizione le proprie competenze per la riuscita dell'evento e far rivivere per una notte la Tortorici, quella che era antica. La passeggiata all'interno del borgo fra artisti e artigiani in questo percorso, che poi alla fine vedremo il perché, qua ci sono le indicazioni, il perché di questo simbolo. Questa è un'altra nostra grande Piglia Icca. questo simbolino qua scopriremo che cos'è, che è il nostro simbolo della manifestazione, è diventata la nostra mascotte, il nostro simbolo, e ci identifica, e scopriremo il perché. Ci sarà un piccolo vicolo dedicato a perché la nostra manifestazione ha questo simbolo. Siamo curiosi di arrivare anche sin lì. Adesso siamo intanto arrivati quasi alla via dell'artigianato, gastronomia e quant'altro, che è proprio all'inizio del centro. Continuiamo, buonasera, buonasera a tutti. Ciao ragazzi. Buonasera. Ciao. Salve. Adesso qua siamo quasi nell'ultima via, qui ci sono altri, un altro piccolo angolo dedicato stavolta più al make-up, dove Buonasera a tutti. anche qui artigiani o licenzi. Qua possiamo vedere acconciature e trucchi anni 50, anni 60, anni 70, che durante la sera, anni 80, che faranno tutti in questa notte. Quindi penso che poi alla fine vedremo un quadro di come si è evoluta il make-up e le acconciature. Grazie e complimenti, a dopo. Arrivederci. Allora, siamo quasi alla fine. Si sente la musica, arriveremo alla fine, diciamo che siamo al cuore del centro storico, la parte alta del centro storico, ed è Piazza Duomo, dove c'è la chiesa di Santa Maria Assunta, dove oggi è stato esposto San Sebastiano. La nostra festa è ormai conosciuta, è all'interno anche del patrimonio dei beni materiali dell'UNESCO, è una festa che va da tantissimi anni ed è la festa del nostro patrono San Sebastiano. È stata sempre fatta con tradizione e devozione, e adesso ammireremo anche la statua perché per l'occasione è esposta all'altare. Eccola qua, la via dedicata all'aria, le nuvole, un tappeto di aria, le nostre nuvole che ci accompagnano nella nostra bella Sicilia, che fanno sì di avere Ed ecco l'aria. eccola. L'altro elemento che contraddistingue questa giornata. Tanto artigianato. L'aria come vento della Sicuramente, sì, perché li fanno che là. soffiano poi nella nostra bellissima isola al centro del Mediterraneo, quindi abbiamo vento di scirocco, vento maestrale, tutti i venti che soffiano nella nostra bella Sicilia, e noi abbiamo raffigurati con queste nuvole, queste mega nuvole sopra gli artigiani. Ecco, questo è il pistacchio. Sembra di vivere un sogno in tutti gli effetti. Buonasera. Signori, buonasera a tutti. Salve, salve. Saluti. Signori, quanti profumi e quanti sapori. Ciao. Salve. Ed eccolo Ed qua, eccoci arrivati. Piazza Duomo. E qua il nostro Duomo è la magnifica facciata del convento.
continuano i sapori. Buonasera. Buonasera, come state? Ma che giornata speciale quella di questa sera. Bellissima, Antevanetti Tortorici. Un saluto. Dovete venire a Tortorici per vedere tutte le nostre creazioni, dall'arte culinaria, dolciaria e soprattutto artistica. Grazie. un Le vero chiese tutte piacere. aperte, mi raccomando. Abbiamo fatto un viaggio da brividi, da pelle d'oca. Sembrava di vivere una Sono favola. contenta, dovete venire a trovarci a Tortorici. A Tortorici e tutti gli amici di Bella Sicilia sicuramente coglieranno questo invito. Buonasera a tutti gli amici di Bella Sicilia da questo altro angolo di artigianato dove vengono prodotti. Cosa viene prodotto qui? Tutto in legno, canna e bambù. L'auto. Sì, Complimenti. grazie. Dopo aver trascorso questa serata in Tevanelli di Tortorici, cosa possiamo dire a tutte le persone che ci stanno guardando? Possiamo dire che organizzare non è semplice per chi lo fa da anni, nonostante l'esperienza, ma è sempre molto difficile. La soddisfazione più grande è vedere tanta gente che viene nel nostro paese solo per questa manifestazione. All'interno del centro storico, nelle vie principali, nelle piazze principali per ammirare le nostre bellezze, quindi questa per noi è la soddisfazione più grande. La cosa più bella forse che è il messaggio che vogliamo che passi è che sicuramente questa è la parte più bella di Tortorici, rappresentata da gente fantastica che si impegna per la realizzazione di eventi, per l'ottima riuscita della manifestazione. Io sono contento tanto perché dietro a questa organizzazione ci sono tantissimi ragazzi, tantissimi giovani, è una delle poche manifestazioni che forse è fatta solo da giovani. Da giovani la maggior parte dei ragazzi sono anche al di sotto dei 18 anni e siamo contentissimi della riuscita della manifestazione che ogni anno è diventata sempre più grande, sempre piena di artisti e ci auguriamo che possa andare avanti e per un giorno portare questa armonia di festa all'interno del borgo di Tortorici. Questo video ha toccato il vostro cuore, se vi sono piaciuti questi momenti che abbiamo vissuto qui a Tortorici, in Tevanelli di Tortorici, condividete il video, lasciateci un commento, fateci sapere da dove ci state guardando e dal prossimo contenuto sulla pagina di Bella Sicilia. Da Adriano, al prossimo video! Che meraviglia! Ed anche il vulcano, l'energia, la grande esplosione di emozioni a completare questa indimenticabile giornata.